Dopo anni passati alla guida della chiesa di San Giuseppe Artigiano di Favara, Don Uriel Ortiz lascerà la parrocchia e la città dell'Agnello Pasquale per prendersi un anno sabbatico. Lo farà il prossimo settembre, come lo stesso parroco spiega con una lettera indirizzata alla comunità. Ortiz l'ha pubblicata sul sito online della parrocchia San Giuseppe Artigiano, scusandosi con i fedeli per questo modo di comunicare. Per il mio carattere piuttosto timido e riservato, ha scritto il prete nella sua lettera, ho scelto questo mezzo per comunicarvi la mia decisione anziché annunciarvelo dall'altare. Da diversi mesi avverto una grande difficoltà a portare avanti l'impegno di guida di questa parrocchia, per cui già dal mese di marzo ho iniziato a parlarne con i miei superiori, continua Don Uriel. Ho presentato a loro la richiesta di un anno sabbatico che mi è stato concesso, per cui nel mese di settembre lascerò la parrocchia e Favara. Il parroco della chiesa San Giuseppe Artigiano, al rientro dalle sue vacanze in Colombia, starà per pochi giorni in città. Secondo i suoi programmi andrà via nei primi di settembre. A succedergli alla guida della parrocchia sarà padre John Uguena, che conoscete, rassicura Don Uriel, visto che è stato con me 3 mesi qualche anno fa. Lui ha l'incarico a partire dal 1° settembre. Don Ortiz, dicendosi consapevole che molti rimarranno delusi dalla sua decisione, chiede scusa dal profondo del cuore. Per il senso di responsabilità che mi ha sempre contraddistinto, scrive, ritengo sia la scelta più giusta da fare. Vi ringrazio di cuore per tutto quello che avete fatto per me, conclude la lettera. Spero avremo modo di salutarci durante la mia ultima celebrazione a Favara. Pregate per me con affetto, padre Uriel Ortiz. Don Diego Acquisto, parroco della chiesa San Vito di Favara, venuto a sapere della decisione di Don Uriel, ha scritto: «Mi dispiace, rispetto la sua decisione e gli formulo i migliori auguri».